Enego è un centro turistico montano a circa 800 metri di altitudine sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Trovandosi sul bordo nord-est dell'altopiano, in posizione sopraelevata sulla Val Sugana o Valle del Brenta, strategica fin dal più lontano Medioevo, imponeva al dominatore di turno una struttura militare difensiva per garantire il dominio sul territorio contro eventuali attacchi ostili. Oggi, nella piazza principale del paese, si innalza un'imponente torre ed è quanto rimane di un antico castello, costruito dagli Scaligeri, signori di Verona, nel XIV secolo. Tuttavia, qualche studioso fa risalire la costruzione agli Ezzelini, che verso la metà del XIII secolo dominarono Padova e gran parte del Veneto. In cima alla torre rimasta, sul lato verso la piazza, si scorge lo stemma scaligero. Dal 1405 Enego e l'altopiano passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia e dal 1407, all'inizio del XVI secolo, nei documenti vengono menzionati dei Castellani. Ci sono descrizioni del castello risalenti alla metà del XV secolo, XVII e XIX, nelle quali si riporta una struttura con 4 torri, con una più alta delle altre, ma in una mappa del 1602 si rappresenta il castello con 2 torri e una porta d'entrata sul lato ovest della costruzione. Nel 1848 probabilmente venne incendiato e solo agli inizi del XX secolo si pensò al consolidamento e restauro dell'unica torre rimasta. L'ultimo restauro risale al 2011-2012. La torre è visitabile a pagamento e dal suo interno sono esposte una vecchia macchina in legno per fare calzature da bambino e in bacheca, sotto vetro, una balestra, picche e pugnali, fucili e spade e un'armatura. Con una scala in legno si sale fino alla sommità della torre, dal cui terrazzo si gode di una bella veduta di Enego e della sottostante Valsugana.